Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tanti i temi della giornata, tanta cronaca. Iniziamo come sempre dai fatti di cronaca avvenuti nelle scorse ore in tutto il Veneto, ma anche il tema della violenza, il tema dei femminicidi. Questa mattina i funerali di Lidia, una delle donne uccise a Vicenza solo qualche giorno fa. Si apre tutto un tema davvero molto complesso, molto importante. Ne parliamo fra poco con i colleghi della nostra redazione Berica, che stanno preparando tutti i servizi della mattinata. Il tema degli aumenti dei costi, non solo ormai delle materie prime, ma di tutto quanto. C'è stato un balzo in avanti, basta andare a fare la spesa per accorgersene di tutto quello che può servire alle famiglie. C'è stato un balzo in avanti anche del caldo, temperature altissime, rischio desertificazione che comincia a interessare anche l'Italia, innalzamento dei mari. C'è una nota, poi ve la leggiamo con calma nella parte dedicata a queste notizie della nostra informazione, in cui pare che anche l'Adriatico potrà salire di 1 metro entro un'ottantina d'anni, quindi temi di grande immediatezza, ma con risvolti pesantissimi per il futuro. Detto questo, però, iniziamo dalla cronaca, perché torna il terrore per i roghi boschivi. Ne abbiamo visti anche nei mesi scorsi, anche durante la stagione invernale in tutto il Veneto. Da qualche anno non si vedevano incendi molto importanti sui colli uganei, colpiti invece, lo ricordiamo, all'inizio del secolo da devastanti ondate di roghi, quasi tutti di origine dolosa. Ieri pomeriggio è stato un incendio sui colli uganei. Torna la paura, ma ne parleremo anche poi con i vertici del Parco Colli. Intanto vediamo il servizio. Passaggi a partire dalle 17 del pomeriggio di giovedì. È stato necessario l'intervento di Drago 149, l'elicottero dei Vigili del Fuoco appartenente al reparto volo di Venezia, per avere ragione dell'incendio di bosco divampato a Villabonna di Lozzo a Testino. Interessati dalle fiamme circa 3.500-4.000 metri di bosco, con i Vigili del Fuoco anche i volontari della Protezione Civile e il personale dell'antincendio boschivo della regione, che hanno spento le fiamme originate, secondo le prime ipotesi, dall'imperizia di un cittadino che avrebbe dato fuoco ad alcune ramaglie. Solo 2 ore prima, a Monselice, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Raise per l'incendio di 2 ettari di un campo agricolo seminato a orzo con 2 autopompe, un modulo antincendio boschivo e 7 operatori. Fiamme che si sono limitate solo a quest'area grazie al tempestivo intervento. Un'emergenza che si apre in una stagione estiva segnata dalla siccità e che fa temere le amministrazioni locali in attesa dalla Regione dello stato di allerta per vietare l'accensione all'aperto di qualsiasi fuoco, compreso quello dei barbecue. Ovviamente il clima, il meteo di questo periodo non aiuta, caldo definito anche dagli addetti ai lavori africano, temperature molto alte, medie molto alte, che non si abbassano neppure durante la notte. Tutto questo non può che influire sia sulla siccità che sul fatto che molte zone fuori dalle città possono essere facilmente aggredite dal fuoco. Ne parliamo, come dicevamo, poi con i vertici del Parco regionale di Colli Uganei. Adesso vediamo la cronaca più spiccia invece, con un sequestro di sigarette a Treviso. Era partita da Bucarest, in Romania, con un bagaglio colmo di pacchetti di sigarette di contrabbando ed era diretta a Manchester. Ma arrivata all'aeroporto di Treviso, il suo viaggio è stato interrotto. Una cittadina rumena è stata fermata dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza dello scalo aeroportuale, che durante il controllo hanno trovato numerosi pacchetti occultati tra i vestiti sia del bagaglio a mano che quello in stiva. Immediatamente sono arrivati sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso, sia i funzionari
funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. In totale sono stati recuperati 570 pacchetti di sigarette pari a 8.450 grammi. Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale, la donna è stata multata con una sanzione amministrativa pari a 5,16 euro per ogni grammo, per un totale di 50.000 euro. Torniamo nella zona dei Colli Euganei, dicevamo colpita dagli incendi, ma in questo caso parliamo di una fuoriuscita autonoma. Operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco in via Croci a Baone la notte scorsa alle 23 circa. Infatti un fuoristrada è finito nel canale di scolo dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, che è rimasto ferito. I pompieri, giunti da Este, hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente, che poi è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118 per essere trasferito in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Restiamo in tema stradale, sicurezza, comunque andiamo a Vicenza, dove c'è una rivoluzione con i Targa System. Targa System, vedette elettroniche di guardia alle porte di Vicenza. Si comincia dalle arterie principali in entrata e in uscita dalla città. Viale Trieste, Riviera Berica, Marosticana. Le telecamere passano al setaccio tutte le targhe delle auto, delle moto e dei camion di passaggio. È una novità in materia di sicurezza, questo ci garantirà di verificare violazioni amministrative importanti come la mancata copertura assicurativa e come la mancata revisione, ma non solo, ci consentirà altresì di fare maggiore sicurezza urbana, in quanto verranno create anche delle blacklist con veicoli sospetti al fine di poter operare in materia di polizia giudiziaria. Rispetto al passato abbiamo deciso che le telecamere siano guardate in tempo reale, quindi sui 3 turni della polizia locale, ma soprattutto anche sui 4 turni della polizia di Stato, dei carabinieri e anche delle altre forze dell'ordine. Cercheremo di controllare il territorio per individuare i responsabili dei reati attraverso anche il sistema della Targa System, che si unisce alle telecamere naturalmente della videosorveglianza già presenti in città. Qui siamo in uno dei nodi del traffico di Vicenza, in Viale Trieste all'incrocio con Via Istria e Viale Fiume. Gli occhi elettronici sono puntati sulla strada, collegati coi tablet in dotazione alla polizia locale. Ecco una pattuglia ferma 500 metri più avanti, proprio a ridosso del passaggio a livello di Anconetta. In questo posto la pattuglia può effettuare le verifiche sulle auto le cui targhe sono state rilevate a valle dalle telecamere. Dopo circa 4 o 5 secondi, tramite poi una visura ai server del Ministero, noi siamo in grado di capire se l'auto è revisionata o assicurata o se non lo è. La verifica finale spetta alla pattuglia, che può quindi contestare in caso di infrazione. Il Targa System è una vera rivoluzione per la sicurezza a Vicenza. A breve verranno installati altri 3 impianti in Viale della Scienza, a Ponte Alto e in Viale della Pace. Noi stiamo lavorando molto perché la sicurezza percepita del cittadino sia ai massimi livelli. Quindi l'obiettivo è la programmazione di una videosorveglianza che andrà anche nei quartieri, uscirà dalla sede del centro storico. Torniamo alla cronaca. Si sono spente nel pomeriggio di ieri le speranze di ritrovare in vita Davide Zanotto, il 49enne di Cusinati di Tezze sul Brenta, scomparso da casa nella serata di domenica. Immediate erano scattate le ricerche della famiglia, che aveva diffuso anche via social le sue foto, spiegando che si era allontanato con una bici da uomo, dando tutte le informazioni per rendere evidente la sua presenza. Il corpo purtroppo è stato trovato senza vita da una donna che stava camminando a Busa Giaretta, Camazzole di Carmignano di Brenta. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Naturalmente torneremo anche su questa notizia, dovessero arrivare novità importanti. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo a Montebelluna. Semina il panico in un bar e ferisce il titolare.
Sembrano momenti interminabili di pura follia al bar alla Loggia in piazza Mazzini nel cuore di Montebelluna. Un 25enne all'improvviso entra nel locale seminudo, tenta di asportare degli alcolici, interviene il titolare e l'uomo inizia a dare incandescenze sotto gli occhi atterriti degli avventori. Nessuno riesce a calmare gli animi del 25enne di origini marocchine senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Lancia in aria tutto ciò che trova davanti, tavolini, tovaglie, sedie. Accade intorno alle 10 quando all'interno del bar ci sono molti clienti che tranquillamente sorseggiano il caffè. Scatta il fuggi generale. I cittadini chiamano il 112, numerose le segnalazioni ai carabinieri. Il titolare del locale tenta di bloccare lo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica, ma viene aggredito e ferito ad una mano. Sul posto arrivano diverse pattuglie dei militari dell'Arma. L'uomo viene bloccato e portato presso la sede della compagnia dei carabinieri di Montebelluna. Per lui scatta l'arresto per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nessun militare è rimasto ferito. La rabbia del sindaco Adalberto Bordin. Credo sia necessario avere delle norme più stringenti, delle leggi più stringenti e certezze della pena che prima ancora di punire fungano da deterrente. Il Comune, come ho già detto la settimana scorsa, ha tutta l'intenzione di attuare il DASPO urbano, cosa che è stata, di cui abbiamo parlato anche ieri in un vertice in prefettura. Il sindaco appena accaduto si è recato dai titolari. Vorrei dire che le attività commerciali escono da un momento di pandemia durato più di 2 anni. Christian è il titolare del bar che lavora qualcosa come 14 ore al giorno, quindi a maggior ragione è una cosa che dà veramente molto fastidio. Il bar è stato chiuso perché il titolare ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Incredula la gente. Intanto sui social ha iniziato a girare il video di quei momenti di terrore. Io ho visto dei video che mi hanno mandato su WhatsApp questa mattina. Sono video un po' che fanno un po' pensare. Io mi immagino seduto qui con mia figlia e succede questo. Cosa fai? Io faccio anche volontariato con l'Arma dei Carabinieri, sì, con l'associazione nazionale, e si vedono sti fatti sporadici di questa gioventù che non so cosa ci sia in giro. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra poco cominceremo i collegamenti con le nostre redazioni per approfondire i temi in diretta, quello che sta succedendo nella nostra regione. Adesso però vediamo i funerali dei 2 coniugi morti in un incidente stradale sulla Feltrina. Andiamo in provincia di Treviso. Grazie Patrizia per ogni versione di te che ci hai regalato come mamma, figlia, sorella, zia, cognata, cugina, amica, collega. Grazie Luca per il tuo unico modo di essere papà, figlio, fratello, zio, cognato, cugino, amico, collega. Terremo sempre nel cuore come grande esempio e forte il vostro modo di vivere la vita al 100%. Le parole di gratitudine di familiari e amici sono state affidate a Don Livio Dallanese, comprese quelle dei figli Anna e Andrea, attorno ai quali si è stretta un'intera comunità, quella di Vidor, dove Patrizia Bisol e Luca Carrer erano dei punti di riferimento per molti. Impegnati nel lavoro, nella cura della famiglia e nel volontariato, entrambi donatori, il loro è stato un segno indelebile, a dimostrarlo le oltre 2000 persone che hanno gremito la chiesa e il sagrato. Patrizia, 57 anni, e Luca, 54, hanno perso la vita domenica in un incidente stradale lungo la regionale Feltrina. Erano a bordo della loro moto, una passione comune quando si sono scontrati con un camper. Il vostro sorriso e il sole che ogni giorno risplendeva nei vostri occhi rimarrà sempre in noi. Niente potrà mai toglierci questo grande ricordo e regalo che ci avete fatto, quello di insegnarci che la vita è preziosa e bella e va vissuta in ogni momento con il sorriso e sempre con tanto amore per gli altri.
Saranno fissati invece fra poco i funerali dei 2 coniugi anziani trovati senza vita a Galliera. Una vita trascorsa insieme, i loro corpi senza vita ritrovati a 18 giorni dalla morte. Dopo le autopsie eseguite mercoledì è arrivato il via libera dalla Procura di Padova ai funerali di Giustino Testa e Luisa Ciaburri, coniugi di origine milanese da molti anni residenti a Galliera Veneta. Magazziniere, 68 anni lui, casalinga di 63 anni lei. A Giustino e Luisa negli ultimi tempi le cose non andavano bene, tanto da essere seguiti dai servizi sociali. E proprio il sindaco Italo Perfetti e il comune si stanno adoperando per dare loro una degna sepoltura. Lunedì dalla Lombardia arriverà a Galliera Veneta un parente di Luisa che si confronterà con il primo cittadino sulle modalità delle esequie. Il funerale a quel punto potrebbe essere celebrato o mercoledì o giovedì della prossima settimana e Giustino e Luisa potranno davvero riposare in pace. Torniamo alla cronaca con controlli straordinari nel territorio, sempre nella Marca trevigiana. Vediamo. Del controllo di oggi, che è attivo sull'intero territorio provinciale, si prefigge assolutamente l'obiettivo innanzitutto di fornire rassicurazione della presenza continua e quotidiana da parte dell'intero comparto. È scattato alle 13 su tutto il territorio provinciale il servizio straordinario a largo raggio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, 80 i militari dell'Arma impegnati sul campo fino a sera per un'attività di prevenzione e contrasto dei reati. Osservati speciali i luoghi dell'aggregazione giovanile per il fenomeno delle baby gang, ma anche le vie dei centri più frequentate anche dai turisti, sorvegliate le arterie principali della Marca. Ci troviamo per esempio in questo momento sul Terraglio, che è uno snodo sappiamo cruciale, collega le province di Treviso e Venezia, e quindi siamo qui con un posto di controllo per l'occasione rafforzato dalla presenza, oltre che della pattuglia della stazione di Mogliano Veneto, con 2 equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso, un autoradio, quindi automontata come si suol dire, e 2 motociclisti. Massima l'attenzione nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Con l'estate cresce infatti l'allerta per i furti in abitazione e più in generale per i crimini nei confronti dei soggetti più deboli. Le raccomandazioni sono quelle di non lasciarsi avvicinare, rivolto soprattutto agli anziani, di non lasciarsi avvicinare da persone sconosciute, perché la cosiddetta tecnica dell'abbraccio consiste proprio nel contatto cercato da una donna, il più delle volte di bella presenza, che per una scusa qualsiasi, una banale scusa, ad esempio adducendo di conoscere una persona, di avere amicizie comuni o di essere una vecchia conoscenza della vittima, si avvicinano e repentinamente, senza neppure farsene accorgere, nell'immediato riescono a sottrarre oggetti in oro, la catenina piuttosto che il portafogli. Come dicevamo all'inizio della nostra informazione, fra poco avremo tutto un blocco, una serie di servizi e approfondimenti su quello che è successo a Vicenza, sugli omicidi della settimana scorsa, ma sul tema della violenza. Vediamo una sentenza piuttosto forte. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il trattamento inumano e degradante di una donna perché le autorità non hanno agito per proteggerla dall'ex marito violento. Il caso riguarda Silvia De Giorgi, residente nel Padovano. Tra il 2015 e il 2019 ha denunciato ben 7 volte il marito, da cui era separata dal 2013, per averla più volte minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata per non aver pagato gli alimenti e per aver maltrattato i 3 figli. I giudici della Corte europea per i diritti umani chiamano in causa l'inazione dei magistrati, stabilendo che lo Stato deve versarle 10.000 euro per danni morali. La sentenza di Strasburgo è chiara: nonostante i rapporti dei carabinieri, dell'ospedale e anche dei servizi sociali che contengono prove di quanto la donna afferma, i magistrati incaricati di valutare il caso non hanno preso alcuna iniziativa per rispondere alle denunce della donna. La loro inazione, afferma la Corte di Strasburgo,
Strasburgo ha creato una situazione di impunità per l'ex marito. Un ex marito che deve essere ancora processato per un atto violento commesso nel novembre del 2015, mentre restano in sospeso le inchieste sulle denunce che risalgono al 2016. Soddisfatto il legale della donna in quanto sono state riconosciute tutte le violazioni denunciate. Tutte le doglianze che avevamo sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo sono state accolte. Hanno trovato quindi piena soddisfazione. Spero che quindi questa sentenza costituisca, al di là di una critica, costituisca anche un ulteriore punto di partenza per quello che deve essere la costruzione di un sistema di valori, di regole, di principi e di modalità di approccio a questo fenomeno. Allora, noi fra poco potremo andare in collegamento con la nostra redazione di Venezia per un evento decisamente importante che sta per svolgersi. Vediamo se riusciamo ad avere qualcosa in diretta oppure se tutto succederà poco dopo il nostro collegamento, che sta per svolgersi proprio a Chioggia. Allora, nel frattempo vediamo delle immagini davvero straordinarie invece che ci arrivano stavolta dall'altopiano dei 7 comuni, dove ricominciano gli avvistamenti di lupi. Guardate. Non distante dal centro di Asiago, proprio fra le case al fianco del percorso pedonale del vecchio trenino, una zona molto frequentata dai residenti, dagli sportivi e dai turisti. Lì è stato avvistato un lupo immortalato dalle immagini inviate da un nostro telespettatore. Il lupo, come si vede, si muove tra le oche nel cortile di un casolare e poi fugge via, forse spaventato da qualche rumore, ma la presenza dell'animale così vicino al centro abitato fa discutere e incute più di qualche timore. Immagini che ci arrivano dopo le tantissime fotografie e video che abbiamo ricevuto durante l'inverno. Il timore è che la stagione estiva con l'alpeggio, ma anche con il turismo, possa rivedere ancora una volta i lupi in azione nell'altopiano dei 7 comuni. Adesso passiamo dall'altopiano dei 7 comuni al mare, dove c'è la nostra Ilaria Marchiori che ci aspetta un evento, come dicevamo, decisamente importante. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ed è sì una giornata storica per Chioggia, perché sta per attraccare qui al porto la nave Viking. Allora, innanzitutto voi vi starete chiedendo chi sono le persone dietro di noi prima di vedere l'arrivo della nave. Ce lo dice lei, sindaco? Questi sono i nostri guerrieri della Marcigliana. Sono 1 o 3 giorni, proprio da questa sera ci sarà questa manifestazione storica, questa rievocazione storica importantissima per la nostra città, che cade proprio a fagiolo con l'arrivo di turisti della Viking. Quindi noi abbiamo già fatto tutti i passi per informare il tour operator affinché i passeggeri rimangano a Chioggia, nella nostra città, e possano visitare non solo il centro storico, possano mangiare bene nei nostri ristoranti e chiaramente assistere a tutte le manifestazioni, tutte le cose che faranno appunto questi nostri guerrieri della Marcigliana. Dico guerrieri perché insomma chiaramente non sono cuochi, insomma, no? Vediamo come son vestiti. Ecco, avete dunque sentito che la nave che sta per arrivare è la Viking, circa 800 i passeggeri a bordo che quando arriveranno, quando la nave attraccherà, loro scenderanno, potranno godersi le bellezze di Chioggia e anche questa splendida manifestazione. L'arrivo di questa nave segna una giornata davvero importante per Chioggia, perché lo ricordiamo, dal 2016 qui non arrivava una nave da crociera. È stata una giornata importantissima per poter ripartire, per poter far ripartire il nostro porto, che è un posto importantissimo per la nostra città. Vuol dire ripartire per il lavoro, ripartire con il turismo e dare un'opportunità nuova alla nostra città. Nuova che diciamo si è fermata appunto nel 2016, ma la volontà politica nostra era quella, è stata chiara già dal primo giorno del mio insediamento, sì alle crociere a Chioggia, e quindi noi non siamo l'amministrazione comunale che dice no a prescindere. Nuove opportunità devono essere vagliate
studiate, approfondite e poi sviluppate anche per il nostro futuro. Quindi daremo anche un futuro nuovo alla nostra città e ai nostri giovani. Un progetto importante in stretta collaborazione ovviamente con l'autorità portuale che lei ha voluto da subito, da quando lo scorso anno ha vinto le elezioni come sindaco. Sì, l'ho detto durante i primi consigli comunali che ho dedicato i primi mesi di mandato a tutte quelle pubbliche relazioni che servono con gli enti sovracomunali, no? Con gli enti esterni che comunque hanno competenze sulla nostra città. Quindi l'autorità portuale è stato uno dei primi incontri che ho voluto, insomma, proprio perché pensavo allo sviluppo del porto, della portualità della nostra città, del nostro quartiere dei Saloni. Per questo abbiamo detto no al mercato ittico e ai saloni e abbiamo detto insomma sì alle crociere e ai saloni. Ecco, perché è giusto pensare a tutte le potenzialità che ha questa splendida città e bisogna partire proprio dall'area portuale. Quindi per questo, grazie ovviamente al buon rapporto che si è instaurato con il presidente dell'autorità portuale, anche con la stessa capitaneria di porto, che sappiamo che se le navi da crociera entrano è perché loro le autorizzano, quindi è un lavoro di squadra che sta portando Chioggia a segnare il primo gol del mio mandato. Questo è veramente un primo gol importante, pesante, come una finale di Champions. Ecco, la nave arriverà tra circa mezz'ora, era previsto per mezzogiorno, ma è stata la marea a decidere e quindi c'è stato un rallentamento, la nave ha atteso, adesso è tutto pronto, quindi tra circa mezz'ora qui al porto di Chioggia arriverà la Viking per segnare questa giornata storica. Se non ci sono altre domande ringrazio il sindaco Mauro Armelao e restituisco la linea allo studio. Ilaria, allora intanto grazie per questo collegamento, poi vediamo se riusciamo, quando arriverà, quando ci saranno le operazioni, anche perché insomma può essere davvero interessante rivedere uno spettacolo come l'attracco di una nave di quelle dimensioni a Chioggia. Magari cerchiamo di risentirci per rivedere qualche immagine da Chioggia. Intanto grazie, buon lavoro, noi torniamo Torniamo in studio, allora, ci siamo fatti una promessa con la nostra collega, con l'amministrazione comunale di Chioggia, vediamo se riusciamo poi, se la nave arriva in orario, a farvela vedere nel TG. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Avevamo aperto il nostro telegiornale parlando della data molto importante di oggi, ovvero i funerali di una delle donne uccise la settimana scorsa a Vicenza. Fra poco avremo il servizio che la nostra redazione ha già preparato, ma apriamo questa parte molto importante della nostra informazione con una manifestazione che c'è stata davanti al Tribunale di Vicenza su questo argomento. Viviamo con il dolore nel cuore e con una rabbia determinata e fortissima. A nome delle donne madri di vittime di violenza maschile istituzionale denunciamo le condizioni di ingiustizia che subiamo insieme alle nostre figlie e figli da parte dello Stato italiano. Inizia così il documento che le rappresentanti di 2 associazioni di donne attiviste sopravvissute alle violenze di genere consegneranno al presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo. Nel giorno dei funerali di Lidia Milikovic e Gabriella Serrano, queste donne esprimono la loro protesta contro lo Stato e le istituzioni. Lidia e Gabriella potevano essere salvate con leggi più severe. Il documento verrà inviato anche al ministro della Giustizia Marta Cartabia perché, dicono, il sistema sottostima, svilisce e ignora le denunce. Al posto di rinchiudere le madri e i bambini vittime di violenza nelle case rifugio bisogna rinchiudere i violenti. Deve smettere questa presa in giro dei percorsi riabilitativi, dei trattamenti riabilitativi per maschi violenti. Bisogna seguire l'esempio di altri paesi europei, che c'è un esempio funzionale. In Spagna hanno una lei integrale da più di 15 anni che funziona, gli uomini violenti hanno il braccialetto elettronico e ci sono degli esperti dedicati a controllare la sicurezza delle donne. Questo bisognava fare. L'assassino è una persona normale che aiuta il cagnetto a attraversare la strada, che recupera il gattino randagio. E poi dopo però uccide. Perché se per caso la gente ha una doppia personalità, è brava anche a mascherare quello che uno è rancore che si porta dentro. Femminicidio in vita, dal momento che la violenza viene cancellata
ridotta a normale conflitto. I violenti li proteggete e li giustificate! Noi pretendiamo che chi ha consentito a Zatlan di massacrare 2 donne si assuma le responsabilità delle proprie scelte, perché di scelte si è trattato, e consideriamo lo Stato italiano responsabile di non avere saputo proteggere le vittime. Ci auguriamo che l'invio di ispettori al Tribunale non sia soltanto una misura di facciata, ma porti ad affrontare in modo sostanziale le problematiche che abbiamo esposto e denunciato. E ora vediamo le immagini, sentiamo le voci dal funerale di Lidia. Palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Lidia Milikovic sulle note di Wind of Change. Chiesa serbo-ortodossa di San Luca, Vicenza, gremita. Lacrime, dolore, incredulità risuonano mentre si svolge il rito, con le candele accese a testimoniare la nostra appartenenza alla luce divina, e poi il ricordo di un sorriso spezzato dalla violenza. Una cosa che tutti mi hanno detto che l'hanno contraddistinta nella sua vita è il sorriso. A volte era un sorriso con gli occhi tristi e poi era diventato un sorriso con gli occhi felici. Avete conosciuto un po' adesso la storia di Lidia, e tutti magari dicono che quando eravamo diventati una bella famiglia, che lei era stata fortunata a incontrare me. Ma vorrei dire a tutti che forse è stata la mia grande fortuna incontrare lei. Circa 350 le persone arrivate per l'ultimo addio alla mamma 42enne, la cui tragedia ha straziato la comunità. A celebrare il funerale il reverendo Radovic, arrivato da Trieste, parroco della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione. Il Vangelo dove Apostolo Paolo, Dio dice per la bocca di Apostolo Paolo, naturalmente noi cristiani non siamo come tutti gli altri, Dio non ci ha lasciati delusi, perché noi abbiamo speranza, per noi non muore speranza. I genitori, Gordana e Dragan, il fratello, la sorella Sania, i nipoti, al loro fianco anche le istituzioni che hanno vissuto in prima persona i momenti concitati in quell'8 giugno, i cui eventi hanno tenuto con il fiato sospeso fino al pomeriggio, e i figli di Lidia, all'ultimo giorno di scuola ad Altavilla, portati via per la loro sicurezza. Dal cortile della scuola arrivava una dolce musica come quella che abbiamo sentito. Era l'ultimo giorno di scuola e stavano festeggiando. Lidia è una persona inserita nella nostra comunità, come lo è tutta la popolazione serba presente qui. I cittadini serbi sono moltissimi e noi stiamo anche facendo un percorso di avvicinamento a una rappresentanza di Belgrado, quindi capite che l'amicizia è forte. E poi chiaramente abbiamo avuto un consiglio comunale dove abbiamo dichiarato la nostra posizione rispetto a quello che è successo. Sicuramente bisogna intervenire in maniera efficace sulle norme, perché così non sta funzionando. Ad oggi risuona ancora un interrogativo: perché? Abbiamo avuto dei contatti con la famiglia subito dopo la tragedia, una visita da parte del vice sindaco per capire se potevamo anche essere utili nell'affrontare questo momento. Oggi siamo qui a portare la nostra vicinanza alla famiglia, a tutta la comunità che è stata colpita, ponendoci una domanda: perché? Sono tanti che si chiedono perché, non solo per questa immane tragedia, ma anche per tutte le altre situazioni molto simili, ognuna con la propria storia, con le proprie differenze, che si sono venute a creare in questa provincia, nella provincia di Vicenza, in Veneto, negli ultimi mesi, negli scorsi anni. Ne abbiamo parlato anche con i vicentini, sentite cosa ci hanno detto. Cosa c'è che non va secondo lei? L'atteggiamento degli uomini. Ecco. Solo quello. Bisognerebbe far capire alle persone che non riescono a ragionare nel modo corretto che la libertà altrui è fondamentale. Se andiamo a vedere, praticamente quando succedono queste cose qua c'è sempre un precedente, ci sono sempre situazioni in cui
praticamente ci sono già dei campanelli di allarme praticamente, e lì probabilmente bisognerebbe essere un po' più severi, un po' più attenti sul prevenire queste situazioni, capito? Perché si capisce se una persona ha una predisposizione alla violenza, capito? C'è una legge, la legge deve essere ben precisa, non che ognuno interpreti la legge come vuole, ogni giudice interpreti la legge a suo modo. C'è chi dice è punibile, chi dice non è punibile, non va bene così. È una questione di cultura, soprattutto una questione politica, di scelte politiche. Non è possibile che siamo ancora qui a discutere qual è la vittima e qual è il carnefice, perché succede anche quello. Quindi ci sono tantissime cose che non vanno. Una cosa molto grave è che poi le famiglie che rimangono e che hanno magari avuto figli o figlie che hanno subito questa violenza, glielo dico perché me ne ha parlato qualcuno direttamente, che naturalmente non farò nome, si trovano anche a doversi difendere a livello giuridico e anche sopportando delle spese e non avendo nessun riscontro. Non è che un riscontro economico ti paga la mancanza di un figlio, però poi avere anche delle somme importanti e limiti da dover pagare, oltre alla non giustizia avuta, è una cosa veramente disdicevole. Non si può uccidere le donne perché è un peccato mortale, perché non si può fare quei lavori lì, come ha fatto Catolo in Gogna lì. È proprio una schifezza. Sembra che ad ogni denuncia non ci sia una risposta ben forte e precisa da parte delle autorità. Fanno le denunce, dicono non devi avvicinarti, eccetera, così, poi fanno quello che vogliono. Direi. Come intervenire secondo lei? Aumentare rigidità? La rigidità, sì, sicuramente, punirli veramente e se proprio è il caso arrestarli, perché chi fa stalking costantemente e con una frequenza così elevata è un pericolo. Facciamo ora una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Al Focus TG siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, vi abbiamo dato durante la nostra informazione la notizia degli ultimi roghi che si sono verificati nella zona dei Colli Euganei, una zona che in passato è stata colpita in modo molto forte da incendi, ondate e annate davvero spaventose per i residenti, ma anche per chi ha lavorato duramente per combattere questa piaga. Molti di questi casi erano dolosi, si spera di non dover mai più incontrare una stagione simile, ma insomma sui colli c'è chi incomincia un po' ad aver paura. Noi siamo a Val San Zibio, in un luogo davvero incantevole, con Chiara Gaiani e con il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno ai telespettatori. Eravamo un po' distratti con il presidente del Parco Colli, Riccardo Masin, perché sentiamo sorvolare questa zona un elicottero e quindi il presidente subito si è preoccupato per capire che cosa possa accadere in questi minuti, una cosa di cui sicuramente vi daremo conto. Lo dicevi bene, e intanto il posto meraviglioso dove siamo, ringraziamo il presidente. Ci troviamo proprio all'esterno, vedi il portale di Diana dietro, dei giardini di Villa Barbarigo. La preoccupazione per questo incendio, che in realtà è stato poca cosa, l'incendio di ieri pomeriggio, 3.500 metri di bosco, l'incuria, l'imperizia forse di qualcuno che ha dato fuoco ad alcune ramaglie, ma la preoccupazione è grande. Ricordavamo proprio poc'anzi con il presidente del Parco Colli, che anche sindaco di Galzignano, Riccardo Masin, che 2 anni fa, proprio in questi giorni, i Colli hanno vissuto forse i giorni più terribili della loro storia dal punto di vista degli incendi boschivi. No, probabilmente non quelli più terribili, però dopo tanti anni in cui comunque non avevamo più presenza di incendi, che nella quasi totalità delle situazioni non sono sicuramente dovuti ad autocombustione, ma sono dovuti ad attività di dolo
probabilmente dell'uomo o anche di imperizia e di incuria tante volte, hanno comportato nel 2020 in pieno lockdown un incendio di dimensioni abbastanza importanti, quelle del Monte Solone a Torreglia, e poi circa 15 giorni dopo l'incendio di Rocca Pendice, molto limitato però su un posto molto impervio ed angusto, proprio per l'intervento anche delle squadre di soccorso, che hanno dovuto per tanti giorni monitorare l'incendio e tenere limitata quella che era, diciamo così, la bonifica, dovuta al fatto che comunque era un incendio anche sotterraneo in quel caso, quindi una cosa proprio particolare rispetto alla tipologia degli incendi che ci sono nei colli. Ecco, la stagione siccitosa ve la stiamo raccontando da giorni, anche noi insomma siamo circondati da erba secca, da erba verde, quindi l'innesco è semplicissimo purtroppo per gli incendi, serve la collaborazione di tutti, siete proprio in attesa a ore dello stato di allerta da parte della Regione Veneto. Sì, tecnicamente dopo l'incendio di ieri siamo già effettivamente poi in allerta. Sto attendendo la comunicazione ufficiale che non ho ancora visto tramite posta, che sarà comunque diramata a tutte le 15 amministrazioni del parco, ma comunque sarà sicuramente una delibera, un'indicazione che colpirà non solo una zona del Parco Colli, ma sicuramente anche altre zone della Regione Veneto. Sto parlando ad esempio della Pedemontana, che mette in allerta quelle che sono le istituzioni che sono presenti nel territorio, nell'essere più pronti possibile ad intervenire. E vi garantisco che negli anni si è fatto tantissimo per la lotta contro gli incendi, perché anche il fatto che l'incendio di ieri, quello di Lozzo, sia stato di così minimale, di così poca dimensione, è proprio dovuto al fatto che abbiamo un'attività che lavora 360 giorni all'anno con l'antincendio boschivo, con i servizi forestali, con la collaborazione dei vigili del fuoco, che ci permette di essere a tempo brevissimo proprio sul posto. Infatti il drago 149 dei vigili del fuoco, l'elicottero, ha fatto 6 sorvoli sulla zona ieri, quindi un numero importante, davvero in pochi minuti la macchina è entrata in funzione. Ecco, come chiusura, se poi ha altre domande Ferdinando ovviamente ve le giro, ma la mia ultima domanda è questa: tutti possono e devono fare qualcosa, quali sono le attenzioni che dobbiamo avere, che tra l'altro insomma scatteranno anche per legge, insomma con una vostra delibera una volta arrivato lo stato di allerta? Sicuramente divieto assoluto di quelle che sono le accensioni, sia dei fuochi di uso agricolo, che sono quelli tecnicamente che sono per la maggiore adesso in questo momento, e sicuramente attività ludico-ricreative con barbecue, divieto assoluto. E bisogna stare attenti anche al mozzicone e della sigaretta, perché effettivamente adesso siamo in una situazione veramente emergenziale. Ecco Ferdinando, non so se tu hai altre domande. Chiara, effettivamente parlo un po' per esperienza personale, perché ho avuto la sorte nell'inizio, 2002-2003, quegli anni di seguire da giornalista le grandi stagioni disastrose degli incendi sui Colli Ugani, in cui veramente la situazione era drammatica, è stata drammatica per molte settimane. Volevo chiedere al Presidente del Parco regionale dei Colli Ugani che cos'è cambiato da quell'epoca a oggi, anche dal punto di vista della risposta delle squadre, dell'intervento. Ecco, ricordava Ferdinando da studio una stagione che è stata veramente drammatica, quella del 2002 e del 2003, lui l'ha vissuta da cronista, lei l'ha vissuta anche al suo fianco, insomma impegnato già nelle amministrazioni. Chiedeva che cosa è cambiato dal punto di vista dell'intervento rispetto a quegli anni. Lei ci diceva prima che di strada ne avete fatta molta. Sì, tecnicamente sicuramente la consapevolezza di chi ci vive in questi luoghi è la cosa principale, perché senza l'aiuto dei residenti, le segnalazioni tempestive e poi una forma di pubblicità che è stata fatta soprattutto sui turisti che frequentano le nostre zone, che sono di alto pregio naturalistico ma sono anche di una sensibilità e delicatezza estrema, hanno contribuito sicuramente alle buone prassi. Poi però le istituzioni, quindi in questo caso sto parlando della Regione Veneto, ha veramente incentivato quelle che sono state le risorse, si è ampliato l'antincendio boschivo, quindi l'associazione, che effettivamente è un'associazione di volontari collegati alla protezione civile, e attualmente ne abbiamo 35 con tantissimi mezzi dislocati, oltretutto la sede operativa più importante è qua a Gazzignano, quindi nelle sedi comunali della mia amministrazione.
e quindi uomini preparati, quindi persone, non solo mezzi ma anche tanta professionalità, quindi preparazione con i corsi, e poi comunque in qualsiasi caso una collaborazione estrema tra antincendio boschivo, servizi forestali e vigili del fuoco, ed è questa secondo me diciamo così la chiave che ha permesso di essere celeri e tempestivi su quelle che sono soprattutto gli interventi. Ecco Ferdinando, noi sentiamo ancora l'aereo sopra le nostre teste, cercheremo di capire se insomma, si tratta di diporto. Ecco, diceva il sindaco e anche presidente del Parco Colli che abbiamo la piazzola di atterraggio a pochi metri da qui, cercheremo di capire, nell'eventualità vi aggiorniamo. Francesco Ratai è riuscito anche a farvi vedere le immagini dell'elicottero, lo ringraziamo. Se non hai altre domande da Galzignano ti restituisco la linea, Ferdinando. Ringraziamo Chiara Gaiani, Francesco Ratai, Riccardo Masin, sindaco di Calzignano e presidente del Parco Regionale Colli. Naturalmente questa cosa dell'elicottero la chiariamo, cerchiamo di capire se c'è qualche notizia in corso e se ci saranno novità i nostri colleghi ci richiameranno subito per darvi tutte le informazioni in diretta. Adesso abbiamo sentito, c'è un periodo di estrema siccità che sta creando problemi ai Colli Ugani, ma non solo ai Colli Ugani, ci arriva un contributo anche dalla Brenta, vediamo. Ci troviamo sul fiume Brenta tra Limena e Vigo d'Arzare, in quello che viene definito le cascate del Brenta. Dove sono io in questo momento di solito passa l'acqua, questa diga dove mi trovo in questo momento qui in teoria dovrebbe passare l'acqua e invece come vedi siamo completamente all'asciutto e soprattutto adesso vi mostriamo la portata del fiume e con me c'è Moreno Boschello che è assessore alla protezione civile e molte altre deleghe del comune di Vigo d'Arzare, ma è qui oggi in veste di assessore alla protezione civile per spiegare un po' la situazione di siccità e la situazione del Brenta. Questo manufatto idraulico, questa opera serve per diminuire la potenza dell'acqua nel momento in cui c'è una piena e far defluire normalmente le acque verso il ponte, verso il tratto di fiume, diciamo, che è a valle. Siccome c'è un dislivello, quindi questa opera serve per attenuare le acque che vanno verso il mare. Invece da giorni, anzi da settimane, è completamente all'asciutto. Eh sì, perché purtroppo la portata del fiume Brenta è pochissima, quella che vediamo, di fronte a un valore di circa 15-20 metri cubi al secondo. Quando il fiume sta bene siamo, non so, credo neanche un metro cubo forse meno di un metro cubo al secondo, e questa è la quantità d'acqua che alimenta il fiume Brenta, pochissimo, anche perché qui a nord abbiamo una derivazione idraulica e gran parte dell'acqua del fiume Brenta, quella poca che riesce ad arrivare a valle, viene deviata sul Brentella per servire anche di manufatti di acquedotti che verso Padova, e per cui è indispensabile che quell'acqua debba andare di là, e a noi è rimasta, al Brenta è rimasta questa pochissima quantità. L'emergenza principale è per l'agricoltura, perché insomma l'acqua è poca. Diciamo che adesso è un'emergenza legata per ora soprattutto all'agricoltura, in quanto ci sono delle culture in atto che hanno bisogno di acqua per la loro vegetazione, tipo il mais, tipo l'orzo. E se in 15 giorni non cambia il tempo e il consorzio di bonifica, i consorzi non riescono ad alimentare i canali irrigui per fare l'irrigazione di cui queste culture hanno bisogno, c'è un forte rischio che ci sia, che vadano tutte quante a secco. Le falde però sono al minimo storico da quando si è cominciato a monitorarle, quindi dal 2005. E quindi bisognerà che abbiamo molta attenzione per l'acqua, per usarla solo quando è assolutamente necessario, e sperando che le condizioni meteo ci aiutino e che nei prossimi 15-20 giorni ci sia qualche evento che ci aiuti a ricaricare i bacini.
Allora, abbiamo visto una situazione davvero complicata con la siccità. Ci arriva anche una nota da parte di Coldiretti che ci dice che l'aumento, vediamo, anzi eccolo qua, una nota appena arrivata: la grande sete assedia città e campagne con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini. Una situazione preoccupante che è rappresentata chiaramente dal fatto che addirittura il Po è in grande secca, mai come negli ultimi 70 anni. I laghi si sono svuotati, i campi sono riarsi con la siccità che ha già provocato danni importanti e l'estate deve ancora incominciare. È il bilancio stilato da Coldiretti, che ha disegnato la prima mappa della sete da nord a sud dell'Italia, con il taglio dei raccolti in un momento in cui il paese avrebbe bisogno di tutto il suo potenziale alimentare per far fronte agli effetti dei prezzi sui prezzi della guerra in Ucraina. Quindi tutta una situazione davvero complicata. Ci parlano di aumenti del 60% nei costi, per esempio, del grano tenero, che può servire per pane, biscotti, dolci, 47% in più del mais per l'alimentazione degli animali, quindi tutto il comparto primario, tutto l'allevamento poi che va in difficoltà, 44% del grano duro, che sappiamo che serve per la pasta, e il 27% dell'orzo. Non si salva nessuno nella lista dei cereali che hanno subito prezzi, e questo scenario rovente, come viene definito da Coldiretti, non fa che peggiorare le cose. Ne parleremo nel corso della nostra informazione. Però questo caldo, e giriamo la medaglia come si suol dire, può fare anche piacere a qualcuno, e infatti è già boom di turismo sulle spiagge del Veneto. Abbiamo degli indicatori che sono in alcuni casi addirittura al di sopra del 2019, quindi siamo fiduciosi e siamo convinti che anche quest'anno la Costa Veneta sarà premiata come primo tematismo balneare a livello nazionale. La stagione turistica sul litorale veneto è partita alla grande, merito anche della sinergia tra politica, privati e imprenditori del mare, che dopo lo stop per la pandemia stanno confermando la tendenza della stagione scorsa, dell'estate 2021, quando, nonostante le limitazioni sanitarie, gli italiani hanno riscoperto le bellezze del nord-est, ma in queste settimane è boom di stranieri, in particolare di quelli di lingua tedesca. Ma abbiamo già una massiccia presenza proprio in questi giorni anche dai mercati di lingua tedesca e quindi dai mercati di prossimità, Svizzera, Austria, Germania. Gli stranieri tornano prepotentemente sulla costa, gli aeroporti hanno ripreso a lavorare in maniera importante, quindi siamo assolutamente fiduciosi che alla fine della stagione i numeri dimostreranno che siamo tornati a quella che era la situazione pre-Covid. Per quanto riguarda invece le concessioni balneari, quelle che dovranno essere messe a disposizione di tutti con un bando, in Veneto c'è stata una reazione diversa da altre regioni. Le uniche concessioni demaniali che non andranno a gara, infatti, si trovano proprio in Veneto, unica regione d'Italia che ha una legge regionale specifica. Unica in Italia ad avere una legge regionale che prevede la possibilità di rilasciare dei titoli concessori proprio con questi progetti di utilità, di partenariato pubblico-privato di cui tanto si parla. È bene che il governo riconosca che quello che è stato fatto fin qui è stato fatto dai privati, e quindi questi sforzi devono essere riconosciuti, devono essere tutelati nell'affrontare i prossimi percorsi di evidenza pubblica. Continueremo a parlare di temi di natura comunque economica, ricadute sull'attualità, sulla quotidianità di tante famiglie del Veneto dopo la pubblicità, perché adesso facciamo una breve pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto la cronaca, abbiamo seguito anche le ultime novità sugli incendi, sul pericolo di incendi che colpisce ovviamente non solo i Colli Ugani, sede dell'ennesimo rogo nelle scorse ore, ma in generale tutto il Veneto. Da qui a parlare di agricoltura, di siccità, di rincari nel costo di materie prime, il passo è brevissimo, e adesso insomma vediamo che cosa sta succedendo per le famiglie e per tutto il Veneto con questa esplosione dei costi. Lei è aumentata la bolletta, ha visto un cambiamento? Certo, nella bolletta quanto? Della luce quasi raddoppiata. Quanto pagava prima, si può dire? Pagavo sui 45, adesso pago quasi 90. Un negozio così abbiamo una bolletta solitamente sui 200 euro.
Adesso siamo passati a 400, 500 e anche 600 euro, cioè quindi triplicata la bolletta, tutto diventa ingestibile. 200 euro se passati a 430 di gas. Visibili nero su bianco i rincari di luce e gas nelle bollette dei cittadini e ora con il taglio delle forniture proprio di gas del 15% dalla Russia all'Italia i prezzi sono destinati nei prossimi mesi ad aumentare. Alle famiglie si chiede di rivedere i propri consumi limitando l'uso dei condizionatori in estate e in vista dell'inverno abbassando di qualche grado la temperatura interna alle abitazioni. C'è chi pensa poi a soluzioni alternative. Noi stiamo cercando di pensare, ipotizzare a situazioni alternative a casa, installazione di pannelli fotovoltaici, cose di questo genere. Ci stiamo orientando verso consumi di altro tipo. Sacrifici più o meno grandi, difficili da applicare però negli esercizi pubblici. Non possiamo ospitare i clienti in locali dove fa caldo in estate o freddo in inverno e non possiamo spegnere le celle frigorifere, spiega il presidente di Veneto Imprese Unite. Non può esserci una vera indicazione in tal senso che sia favorevole ai ristoranti e ai bar, perché appunto è un luogo di svago e lo svago finisce nel momento in cui si vive in situazioni di disagio. Quindi penso che non sia auspicabile e comunque qualora arrivassero da parte del governo indicazioni in tal senso sicuramente ci muoveremo per tempo per cercare una soluzione alternativa. E facendo la spesa è presto quantificabile anche l'aumento di altri beni. Sono aumentati i generi alimentari, questo è un paese che sta andando così a vuoto. Materie prime che costano troppo o che addirittura non si trovano, come è accaduto nei giorni scorsi con lo sciopero dei pescherecci. Molti ristoranti hanno dovuto tenere chiuso diversi giorni o rivedere il proprio menù, magari un ristorante storico di pesce si è trovato a dover usare tagli di carne pur di riuscire a portare a casa qualche centinaia di euro. Adesso iniziano ad arrivare molti turisti stranieri e molto spesso è difficile far capire che appunto non tutto il menù normalmente disponibile è oggi effettivamente a disposizione loro. E siamo andati anche in un mercato agricolo per capire come si può rispondere a questa emergenza. Siamo a Torre, dove c'è il mercato della CIA, degli agricoltori, spese in campagna. Siamo venuti a vedere quali sono i frutti della terra, i frutti della stagionalità, perché siamo abituati ad andare al supermercato e a trovare tutto sempre. In realtà lo sappiamo perfettamente che i prodotti hanno una loro stagionalità e chi meglio dei produttori può raccontarcelo. Allora, siamo con Valentina. Quali sono i prodotti che troviamo adesso al mercato? Allora, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che adesso è un momento un po' transitorio, nel senso che sono finiti i prodotti primaverili e stiamo cominciando ad avere frutta e verdura della stagione estiva. In questo momento principalmente come frutta, come potete vedere, abbiamo le nostre albicocche, che sono molto, molto buone e dolci, e le ciliegie che vedete dall'altra parte. Come verdura potete vedere abbiamo i primi fagiolini, abbiamo cominciato con le prime melanzane, qualche zucchina, insalata e tutta la produzione appunto di questa stagione. Voi come produttori che problemi state riscontrando in questo momento? Beh, noi siamo produttori generalmente di maiali, facciamo maiali e abbiamo dei problemi con i costi di gestione a livello di rifornimento delle materie prime principalmente, perché sono aumentate di molto e negli ultimi anni, cioè nell'ultimo proprio mesi direi, perché da gennaio che sono partiti i prezzi sono aumentati. E per esempio anche il mais da 24-26 euro che era si è portato a 38-40 e quindi abbiamo subito un aumento del 120-130%, insomma, ecco. Il futuro è nel grano, perché si pianta a novembre e quindi ha meno bisogno di acqua. Esatto, ma una mia idea, un mio parere è questo, perché si semina a novembre e bene o male piove sempre, anche un po' in primavera, poi quando c'è il momento della siccità lui si deve seccare e si raccoglie, e per cui è l'ideale, insomma.
Torneremo su questi temi naturalmente nel corso dei nostri telegiornali, perché l'argomento sta andando a toccare tantissimi aspetti, come dicevamo, della vita quotidiana di famiglie, aziende, della struttura davvero sociale del Veneto. Veneto in cui continuano comunque ad esserci problemi con il lavoro. Vediamo cosa sta succedendo nella Pedemontana. Prima giornata di sciopero oggi dei lavoratori della Brenta PCM di Colceresa. I dipendenti sono scesi in strada per manifestare tutta la loro preoccupazione per lo stato di crisi dell'azienda. L'azienda ha lavoro, ha commesse, però purtroppo il datore non compra materiale, non fa partire il camion, quindi fa un ostruzionismo che è veramente incomprensibile e questo crea danni sia nel sistema di lavoro, nei vari reparti. A rischio ci sono 120 posti di lavoro. La Brenta è un'azienda storica, nata più di 40 anni fa con il dottor Galvani. Nel corso degli anni è diventata leader nel settore dell'automotive e fanaleria in particolare. Negli ultimi anni sta vivendo della situazione molto particolare, un po' a causa del mercato dell'automotive in difficoltà, e da qui sono nate poi le varie cessioni dell'azienda che si sono succedute fino ad oggi. Negli ultimi mesi poi la situazione si è ulteriormente aggravata. Oltre al non ricevimento dello stipendio del mese di maggio ci sono anche altre difficoltà, con forte preoccupazione soprattutto anche per il pagamento dei fornitori e dei clienti. Il caso Brenta è arrivato anche sui tavoli della Regione Veneto. Noi ci auguriamo fortemente che la situazione venga risolta, ognuno per le proprie responsabilità, perché qui si sta aggravando una situazione dal punto di vista anche sociale, abbiamo delle famiglie che non sono state pagate. Presente al sit-in dei lavoratori anche il sindaco Enrico Costa. Spero in una soluzione veloce che salvaguardi il lavoro e lo sviluppo del territorio. Restiamo nella zona della Pedemontana, dove passa appunto la strada Pedemontana Veneta, per una rovente polemica fra il territorio e la regione. A questo punto si arrangeranno gli avvocati, ha sbottato l'assessore regionale Elisa De Berti di fronte alla diffida inviata dal comune di San Zenone degli Ezzelini a Palazzo Balbi, nodo del contendere l'accordo di programma sottoscritto nel 2012 che prevedeva sul territorio comunale opere compensative per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta, interventi che ha denunciato il sindaco Marin sono rimasti sulla carta, come non è stato dato corso alla richiesta di convocare quantomeno una conferenza di servizi. Quell'accordo di programma, ha spiegato De Berti, prevedeva gli interventi di compensazione solo previo reperimento delle risorse. De Berti, che ha definito il modo di agire di Marin fantasioso, forse dettato dalla giovane età, anche nel proporre un progetto modificato rispetto a quello originario. Ma il primo cittadino non ci sta. Il mio essere così giovane non mi impedisce di documentarmi. Quelle opere erano urgenti e da realizzare contestualmente alla Pedemontana, dice in una nota diffusa nel pomeriggio, poi seguita da un video sui social rivolto alla cittadinanza, dove riferisce anche degli scambi avuti con l'assessore. Ho avuto ancora delle riconferme da parte della vicepresidente che le risorse non ci sono e che forse me ne troverà, e allora abbiamo detto basta perché siamo stanchi, basta perché San Zenone ha subito fin troppo, Carenati ha subito e sta subendo fin troppo, basta, noi siamo stanchi. Da qui allora ci siamo confrontati con i nostri legali ed è partita la diffida rivolta alla regione affinché convochi un tavolo di nuovo per discutere e programmare le opere che ci spettano. Questo si doveva fare, questo dovevamo fare per il bene della nostra comunità. Un tema che ci accompagnerà probabilmente per lungo tempo. Cambiamo del tutto argomento, parliamo di mascherine. E io mi aspettavo questa iniziativa, anzi forse potevano effettivamente arrivarci un po' prima. Noi a scuola abbiamo già fatto la comunicazione a tutti i partecipanti all'esame di maturità che prevedeva l'obbligo della mascherina. Adesso scriveremo invece che è fortemente raccomandata, e conto che almeno gli studenti durante l'orale abbiano la possibilità di toglierla. Fortemente raccomandata ma non obbligatoria, questa è la formula che sembra trovare d'accordo il mondo della scuola in vista degli esami di maturità e terza media. Dopo giorni di indecisioni, passi indietro e fughe in avanti, il governo ha tracciato la strada. Certo, resta una discrezionalità da governare e molto dipenderà anche dagli spazi effettivamente a disposizione. Il preside del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto va nel concreto. Il fortemente raccomandata ovviamente pone la questione anche su una specie di accordo tra le persone presenti, cioè
sicuramente ci saranno situazioni in cui tutti per loro sensibilità decideranno di tenerle, situazioni in cui forse anche per le condizioni ambientali, per esempio nel mio liceo artistico c'è una grande possibilità di areare i locali, sono ambienti molto grandi, sicuramente questa mascherina verrà tolta pur essendo raccomandata. Un cambio di rotta alla fine del terzo anno scolastico segnato dal Covid, picchi di contagio e relative quarantene, tamponi in classe e regole non sempre chiarissime. La massa di lavoro dedicata al Covid è stata enorme, in alcuni periodi praticamente quasi su 24 ore, perché anche durante la notte si verificava la posta elettronica per vedere se la mattina dopo certe classi potevano continuare a frequentare oppure no. E già si guarda il prossimo anno scolastico, stavolta con maggiore fiducia. Spero che si possa tornare a una normalità di comportamenti pur in presenza di persone che continueranno a contagiarsi, immagino, però di trovare un pochino una normalità in questa emergenza che non è finita. Rimaniamo in tema perché abbiamo parlato di questo rapporto con le mascherine anche con i bassanesi. Sentite cosa ci hanno detto. Perfetto, io non vedevo l'ora. Appena hanno detto toglila, l'ho presa, strappata. Io invece ce l'ho sempre dietro, oggi non la sto mettendo. Vedo che non ce l'ha nessuno. Penso che molto bene che senza. Io al supermercato la metto se c'è tanta gente, dopo per il resto sì, mi sento abbastanza sicura. Per fortuna. Ora. Contente? Benissimo. Penso che sia servita molto per limitare il contagio, quindi credo sia opportuno andare con cautela. È una bella cosa perché finalmente almeno all'aperto siamo tutti liberi, forse è chiuso, forse ancora meglio in certe circostanze insomma indossarla, però sì, c'era bisogno di un po' di libertà. Ma c'è anche chi la mascherina non ha intenzione di abbandonarla. C'è troppa confusione, è meglio tenerla. Non si fida ancora? No, ancora no. Spero sempre, fin tanto che non è passato sto pericolo. Non si sente ancora sicuro? No, per niente, anzi, penso che peggiorerà la cosa. Non ci fidiamo, quindi le portiamo. Rimaniamo nella pagina, per così dire, sanitaria. Vediamo i problemi della sanità nella zona del Veneziano. Sia la situazione delle liste d'attesa che quella della medicina generale hanno un denominatore comune: la carenza di medici professionisti e personale sanitario a causa di una programmazione universitaria inadeguata rispetto ai fabbisogni. Questa è la lettura dell'US 4 per un problema nazionale che si avverte anche nel Veneto orientale, a partire dalla carenza di medici di medicina generale. In questo momento sono 125, abbiamo avuto un calo, erano circa 140 un paio di anni fa ed è questo il motivo per cui si sono dovute trovare delle soluzioni alternative. La media potrebbe sembrare adeguata, sono circa 1500 pazienti per medico, in realtà non sono distribuiti in modo equo proprio perché l'allocazione dei medici nei diversi paesi, nelle diverse città non è equilibrata e questo dipende anche principalmente dalle scelte dei medici. Nel Veneto orientale le zone carenti per un assetto ideale sono 44, ma 15 medici in più sarebbero sufficienti per garantire una copertura assistenziale adeguata. Tuttavia, secondo l'azienda sanitaria, nessun assistito è privo di un medico di famiglia. L'US sta inoltre intervenendo con una serie di contromisure. Incrementare i massimali, di aprire nuovi ambulatori, di creare le condizioni organizzative anche attraverso le forme associative, che significa medici che lavorano in gruppo con il supporto di amministrativi e anche di altro personale sanitario. Questa è la risposta che per i prossimi anni può far sì che l'utenza trovi quell'assistenza. Altro tema aperto è quello delle liste d'attesa, per le quali sono stati istituiti un tavolo di monitoraggio e un tavolo tecnico per la gestione, a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo una produzione di oltre 1 milione di prestazioni tra ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, quindi cerchiamo di dare una risposta il più significativa possibile. Siamo consapevoli che in alcune aree, in alcune situazioni ci possono essere delle difficoltà. L'impegno di tutti i nostri sanitari, di tutte le nostre strutture è quello di risolverli, di prenderli in carico, di non far mai sentire la popolazione sola ed abbandonata.
Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, parliamo di post elettorale, ovvero quello che è successo dopo la tornata delle elezioni di qualche giorno fa. Qualcuno deve ancora andare al ballottaggio, ma a Padova ad esempio tutto si è concluso al primo turno. Noi siamo andati a chiedere al mercato, ai padovani, che cosa vorrebbero adesso dal Giordani bis. È stato rieletto il sindaco Giordani. Se lei ce l'avesse davanti in questo momento, cosa gli chiederebbe per il quartiere dove abita? Mettere a posto le strade, perché lì proprio tutte buche. Da lei a via del commissario? Certo, giusto? Marciapiedi e strade. Dopo bisogna guardare i quartieri un pochettino, da Ghedria, insomma, perché sono un po' trascurati i quartieri. E meno tasse. E meno tasse. La signora ha aggiunto meno tasse. Quali tasse, signora? Ci dica, buongiorno. Meno tasse comunali, quella sui rifiuti, quella... I rifiuti sono un po' su tutto. Si fanno sentire, purtroppo sì. Non è un gran periodo, tocca pagare anche le tasse. Sì, essendo pensionata, vivi e tanti. Cosa chiederebbe per il suo quartiere al sindaco rieletto? Di badare molto alla pulizia, perché purtroppo siamo in balia di gente incivile che non si fa ora pulire le strade, che ti giri sono subito sporche. In ogni caso mi pare che stia facendo bene, anche se io non sono della sua idea politica, non l'ho votato, ma riconosco che è un bravo sindaco. Guardi, deve sistemare tutto quanto che il bambarandà che c'è nella zona della Guisa. Dove di preciso? Dappertutto, anche qua. Via Verga, tutto pieno di extracomunitari, va bene? E dopo c'è in via Verga, hanno asfaltato la strada a pezzi, però nella curva, in piena curva, ci sono 4-5 buche dentro, profonde, non so perché. Quelle che rompono un po' le sospensioni della macchina magari. Esatto, proprio quelle. Fare tanta pulizia, che abbiamo un rione che fa schifo. Proprio delle strade, dice, dei cestini, cassonetti? Bravo, proprio. La raccolta differenziata c'è alla Guizza? No, ma io abito alla Sacra Famiglia. C'è a metà e metà c'è la raccolta differenziata. Si può fare di più? Bravo, si può fare di più. C'è grande attesa a Padova per la composizione della nuova giunta, intanto però si delinea il Consiglio Comunale. Conferme, volti nuovi, ritorni. Il nuovo Consiglio Comunale di Padova inizia a prendere forma. Per la composizione definitiva bisognerà attendere la scelta della giunta da parte del sindaco Giordani, perché molti degli eletti potrebbero diventare assessori, ma intanto almeno la parte della minoranza è chiara. Francesco Peghin entra di diritto a capo dell'opposizione insieme ad altri 10 consiglieri: Ludovico Mazzarolli, ex presidente di Bus Italia, Davide Meneghini e Roberto Crociato per la lista Peghin sindaco, Matteo Cavattone, Enrico Turrin ed Elena Cappellini per Fratelli d'Italia, Eleonora Mosco e Uberto Lonardi per la Lega. E qui subentra anche la polemica del partito, che ha visto esclusi militanti storici come Alain Luciani e Wanda Pellizzari a favore di 2 nomi entrati da poco in Lega. Torna in consiglio con Coraggio Italia Manuel Bianzale e Roberto Monetta con Forza Italia. Per la maggioranza sono 21 i consiglieri, 10 sono del PD, i più votati Andrea Michalizzi, Margherita Colonnello insieme ad Antonio Bressa, Cristina Piva, Gianni Berno e altri. New entry il giovane Pietro Bean. Il più giovane però in consiglio comunale è Bruno Cacciavillani, 27 anni, esponente di Azione, candidato nella lista Giordani sindaco. Altre new entry, 2 primari dell'azienda ospedaliera, Ivo Tiberio e Franca De Lazzari. Per Coalizione Civica 2 consiglieri, entrano le ex assessore Marta Nalin e Chiara Gallani, e per la lista Insieme 1 l'ex assessora Francesca Benciolini. Infine, per la 5ª volta consecutiva sarà consigliere comunale Antonio Foresta della lista per Padova. Cambiamo ancora argomento, cambiamo anche zona, se n'è andato un pezzo di storia del Vajont. Il suo nome era Gianni Oliviera e avrebbe compiuto 88 anni a luglio, ma per tutti era il maestro, testimone del Vajont. Era perché ora non c'è più.
Purtroppo la scomparsa del maestro Gianni è sicuramente una perdita importante, anche perché lui ha racchiuso la storia e soprattutto ha fatto tanta ricerca, ha recuperato i nomi di tutte le vittime, delle loro famiglie, ha fatto un grandissimo lavoro anche fotografico delle vecchie lapidi del cimitero di Fortonia. Devo dire che è un patrimonio inestimabile che però lui non ha tenuto per sé, ma ha donato alla comunità, e questo è sicuramente un altro dei suoi grandi valori. Olivier era la memoria storica della tragedia nella quale aveva perso 28 familiari, tra cui i genitori e il fratello, allora capitano della locale squadra di calcio, il cui corpo fu ritrovato solo mesi dopo. È stato maestro delle elementari, è stato il mio maestro dalla terza alla quinta elementare, quindi devo dire che da lui ho imparato tantissimo, ha cresciuto generazioni di giovani, è stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione di Longarone, della nostra comunità, anche dal punto di vista sociale. Poi ha creato il Circolo Fotografico Recalchi, ha dato un grandissimo contributo all'associazione Vaillant dei superstiti, e devo dire che la sua figura era un riferimento per tante persone. Chiudiamo con un'altra notizia di carattere storico di grande importanza. La notizia, è il caso di dirlo, è emersa oggi ad un mese dall'individuazione. Una spedizione, dopo 106 anni dall'affondamento, ha ritrovato il piroscafo Principe Umberto. Individuato davanti alla costa albanese di Capo Linguetta, adagiato sul fondo a quasi 1000 metri di profondità, il relitto contiene i resti mortali di 1916 soldati italiani, 521 originari dalla provincia di Treviso. Erano i militari del 55° Reggimento Fanteria della Brigata Marche, oggi per molte generazioni solo i nomi di 2 strade cittadine. Perché questo ritrovamento è così importante per i trevigiani? Perché il 55° Reggimento Fanteria è il reggimento di Treviso. Nacque nel 1861 nelle Marche, assieme al 56° Reggimento che ebbe sede durante la pace a Belluno, mentre il 55° era a Treviso e faceva parte appunto della Brigata Marche. Aveva la caserma in via Canova, l'ex intendenza di finanza, fino al 1942, quando fu trasferito alla caserma, l'attuale caserma Serena, e l'8 settembre chi c'era fu catturato e fece parte di quella processione fotografata in Calmaggiore dal fotografo Nascim Ben. Una storia trevigiana che durante la Grande Guerra si era spostata prima sull'Isonzo e poi verso l'Albania. Fu un bagno di sangue. Dopo la Bainsizza, la brigata, il 55° Reggimento Fanteria fu chiamato in Puglia, venne imbarcato e mandato in Albania, dove stava arrivando l'esercito serbo in ritirata. Ripartendo da Valona a bordo del piroscafo Principe Umberto, esattamente la notte tra l'8 e 8 giugno 1916 fu silurato dal sommergibile U5 austriaco che stava ritornando a Cattaro, nelle bocche di Cattaro. Fu il più grande disastro di tutti i tempi per la Marina italiana. La lista degli annegati trevigiani parte da Raffaele D'Alesi di Altivole e si chiude con Giovanni Marchi da Zero Branco, tutti soldati con le mostrine che ricordavano Treviso. Ma soprattutto per i colori delle mostrine, che erano bianco-azzurre esattamente come quelle del gonfalone della città di Treviso. Sergio Tazzer, da storico ma anche da giornalista, lancia però un appello. Io lascerei questo relitto ad essere ancora tomba per alcuni di quelli che ci sono dentro, e che il mare conserva la memoria del 55° Reggimento Fanteria, come sarebbe bene che anche Treviso imparasse a conservarla meglio. Siamo in chiusura del nostro Focus TG, ma prima di salutarci vogliamo farvi vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per quanto riguarda l'emergenza Covid. Li vediamo in questa tabella. Allora, sono 3.306 le nuove positività riscontrate con i tamponi nelle scorse ore, che portano il numero dei casi attualmente positivi a 35.827. Sembra essere in atto un'inversione di tendenza rispetto a quello che avevamo visto nelle scorse settimane, ovvero torna un po' ad alzare la testa il Covid per motivi che non possiamo sapere, non possiamo conoscere, magari cercheremo di informarci con le autorità sanitarie della nostra regione. Vediamo la seconda parte di questa tabella, quella che ci parla della sanità, degli ospedali del Veneto. Allora,
abbiamo un bilancio in questo momento che ci dà 472 persone ricoverate in area non critica, di cui 231 ancora positive e 241 che si sono negativizzate. Il rapporto fra questi due numeri è molto basso e vuol dire che sta crescendo il numero dei ricoverati positivi, e questo vuol dire che effettivamente un piccolo ritorno, una piccola inversione di tendenza è in atto. Sono 29 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 16 ancora positive, e questo comunque è un numero piuttosto basso che fa ben sperare per l'immediato futuro. 13 che si sono negativizzate. Vediamo le differenze con i giorni scorsi. Sono 14 le persone ricoverate in più in area non critica, invariata praticamente con 2 unità la terapia intensiva. Sono da segnalare anche 3 decessi e ovviamente a questi 3 decessi, quelli avvenuti all'interno delle strutture ospedaliere del Veneto, vanno sommati quelli avvenuti in altre strutture come case di riposo, ma i numeri fortunatamente per quanto riguarda i decessi legati al Covid continuano a restare piuttosto bassi. Allora, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, anche con le dirette, con i nostri operatori, i nostri tecnici, tutte le ultime notizie dal Veneto. Naturalmente vi invitiamo a seguire il TG Bassano e il TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui. Ci segnalano che questa sera andrà in onda subito dopo il nostro telegiornale alle 13:32, itinerari turistici con Ida De Poli, una puntata speciale dedicata a Cavaso del Tomba. Quindi restate con noi perché la nostra programmazione prosegue. Ci vediamo questa sera.